Non ce l'ha fatta il giovane di 16 anni Mattia Cardascia, residente a Montorso, deceduto in mattinata all'ospedale di Vicenza a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella serata di Ferragosto ad Arzignano, in cui era passeggero in una delle due moto coinvolte. Uno scontro tra auto e due moto, le cui dinamiche sono al vaglio della polizia locale di Arzignano, che si è occupata dei rilievi. Feriti nell'incidente anche altri due giovani, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto immediati sono stati i soccorsi del 118, il personale ha stabilizzato i feriti che sono stati poi portati in ospedale. Anche la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l'area del sinistro. Tragedia che ha colpito la comunità di Montorso, che si stringe al dolore dei familiari della giovane vittima. Ieri sera è accaduto un dramma che ha scosso l'intera comunità del paese di Montosso Vicentino, perché perdere la vita a 16 anni è un fatto veramente sconvolgente. Come primo cittadino e quindi a nome dell'intera comunità di Montosso Vicentino voglio esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia del ragazzo deceduto. Ci stringiamo nel loro dolore, nel dolore dei familiari e di tutti quanti lo conoscevano. Arrestato è ai domiciliari l'automobilista coinvolto nell'incidente.